Ammonta a 1,1 miliardi di euro il volume di affari annuo riconducibile al lavoro irregolare presente in Friuli Venezia Giulia. Se questo importo lo rapportiamo al valore aggiunto totale regionale, la quota è pari al 3,2%. Tra tutte le regioni d'Italia, solo Veneto e Lombardia presentano un'incidenza inferiore a quella registrata nella regione più a est del paese. Nonostante ciò, il fenomeno non va trascurato e va avversato ovunque si annidi. Le persone coinvolte in regione dall'economia sommersa sono stimate in 46.400 unità, pari all'1,6% del totale nazionale. Anche se in Friuli Venezia Giulia il fenomeno è molto circoscritto, gli occupati irregolari vanno monitorati attentamente, perché in alcuni settori sono controllati dalle organizzazioni criminali, siano esse italiane o straniere, che stanno diffondendo i loro interessi nell'economia reale. Con meno lavoro nero comunque possiamo aumentare i salari, contrastare più efficacemente lo sfruttamento, il caporalato e gli infortuni nei luoghi di lavoro, migliorando le condizioni di vita e restituendo la dignità a tantissime persone. Da sempre il fenomeno del lavoro nero forzato è legato al caporalato, anzi in moltissimi casi il primo è l'anticamera del secondo, non solo in agricoltura o nell'edilizia ma anche nel tessile, logistica, servizi di consegna e di assistenza. A essere sfruttati sono i più fragili come le persone in condizioni di estrema povertà, gli immigrati e le donne. Il comparto maggiormente investito da questa piaga sociale ed economica è l'agricoltura. Sfruttando lo status irregolare dei migranti, gli imprenditori coinvolgono i lavoratori senza garantire contratti regolari, pagando salari bassi e innescando una serie di problemi legati all'alloggio, ai trasporti e ai servizi sociali.